Possiamo chiamarlo spigolo o costone. È comunque un itinerario impegnativo, nonostante il dislivello contenuto. La presenza di passaggi di arrampicata fino al secondo grado, su tratti molto esposti, richiede capacità alpinistiche, passo sicuro e assenza di vertigini. Raggiungiamo il luogo di partenza chiamato Val Toquel, attraversando Forgaria nel Friuli e Monte Prat. Dopo poche centinaia di metri sul sentiero dismesso 817, entriamo nel bosco per salire verso lo spigolo. Qui non ci sono tracce, ogni tanto qualche vecchio bollino scolorito. Si sale molto rapidamente con passaggio di primo e secondo grado, fino ad uscire in una zona prativa anch'essa molto ripida e raggiungere la vetta. Chiudiamo ad anello verso quel dai Poz e scendiamo sul sentiero dismesso 817. In pianura oggi è una giornata nebbiosa. Lo si può già vedere salendo verso Monte Prat. Monte Prat e già si vede il nostro obiettivo. Val Toquel, quota di partenza 894. Riconosciamo il punto di partenza su un tracciato GPS. Questo è il percorso all'incirca che andremo a fare. Naturalmente non c'è traccia di sentiero, però troviamo alcuni bollini. Un isolato e spettacolare pino nero. Usciamo dal bosco e la vegetazione si dirada. In lontananza la pianura è ancora coperta da un mare di foschia e nuvole. I periodi consigliati per questa escursione sono l'autunno e l'inverno, perché questa è una zona in cui c'è una presenza elevata di vipere. Il sentiero è impervio, ma molto divertente. Siamo ai primi passaggi di primo grado. Splendida giornata qui, cielo azzurro sopra di noi.
Adesso i passaggi si fanno un po' più impegnativi. A quota 1260 circa, uno dei passaggi di secondo grado. Questo è il costone che stiamo percorrendo. In un anfratto un piccolo libretto di percorso che un appassionato ha voluto lasciare. Un paio di metri di corda ci agevola questo passaggio. Questo forse è il tratto più impegnativo della salita. È un percorso breve come dislivello, ma molto intenso dal punto di vista mentale e fisico. Ancora un passaggio di secondo grado. Siamo agli ultimi passaggi, fino ad uscire in una zona erbosa molto ripida. A quota 1300 circa usciamo su un ripido pendio che ci porterà poi verso la vetta. La foschia è un mare di nuvole sulla pianura. Un'ultima fatica e l'obiettivo è raggiunto. È una cima battuta da molti appassionati.
Molto pochi però percorrono questo spigolo, viste le difficoltà. Qui si vedono ancora le tracce di una mulattiera incompiuta della Grande Guerra. Questa, essendo una prima ed isolata cima delle Prealpi Carniche, offre una vista speciale su tutto il comprensorio delle montagne friulane. Solo alcune indicazioni delle cime i cui video sono presenti in questo canale. Enzo ha vinto un gelato. Procediamo per la discesa sul sentiero 815 fino a quel dei Poz. Raggiunto quel dei Poz, scendiamo per il sentiero dismesso 817. Non prima però di una pausa per il pranzo. In lontananza il gruppo del Monte Cavallo. Siamo al sole, ma la temperatura è veramente elevata. Questo è il catino in cui scende il sentiero 817, che qui sentiero non è. Qualche vecchia indicazione. È molto ripido finché inizia il bosco. A parte questo tratto il cui sentiero è ormai scomparso, il resto è rimasto in ottime condizioni. Sarebbe bello che potesse essere ripristinato. Da qui si vede molto bene lo spigolo sul quale siamo saliti. Attraversiamo dei boschi di faggi che sono una meraviglia. Se vi piacciono i video di questo canale iscrivetevi ed attivate la campanella. Sarete avvisati delle nuove pubblicazioni.